Si è discusso delle problematiche dell'agricoltura oggi nel corso di un partecipato convegno promosso e organizzato dall'Associazione Imprenditoriale Confagricoltura, che ha visto la presenza dei suoi vertici nazionali e regionali, rappresentanti delle istituzioni, della politica, ordini professionali e anche di importanti imprenditori discutere sul tema. È un importante momento per gli amici imprenditori agricoli, per tutti noi. Abbiamo provato a riunire tantissimi imprenditori che daranno voce alle loro esigenze e lo daranno a tanta deputazione regionale, nazionale e europea, alla presenza del nostro Presidente nazionale, del nostro Direttore generale. Ecco, c'è il mondo che fa impresa, c'è il mondo che fa agricoltura e c'è il mondo che dà lavoro. Agricoltura che è anche un problema, è principalmente un problema sociale oltre che economico, quindi è giusto ed è arrivato l'ora di rimboccarci le maniche, di assumerci ognuno di noi le proprie responsabilità affinché un settore trainante come questo possa fare da volano alla nostra economia. Oggi come Confagricoltura siamo qui ad ascoltare i nostri imprenditori. Per me è importante conoscere il punto di vista dell'impresa siciliana, perché ovviamente in tema poi di governo dovrò rappresentare al governo quelle che sono le attese del mondo produttivo della Sicilia. Certamente il tema del cambiamento climatico è un tema importante, ma non dobbiamo sottovalutare il mercato. Oggi il mercato è un mercato globale, le nostre imprese devono essere competitive, devono saper essere produttive in uno scenario molto instabile dove si passa dai dazi a tante altre cose. Io credo che l'Italia abbia tutto per far bene a livello mondiale, però dobbiamo fare squadre ed è per questo che c'è necessità di ascoltare per poi fare delle proposte per portare vantaggi alle imprese. Ecco, la Sicilia che ruolo assume nell'agricoltura nazionale? La Sicilia ha un ruolo importante in molte delle sue produzioni, quindi quando si parla di vino, di olio, di ortofrutta, di agrumicoltura, io credo che la Sicilia non abbia nulla da temere nella sua capacità di essere leader. Dobbiamo lavorare affinché l'agricoltura siciliana possa garantire un futuro agli agricoltori, perché in questi anni che cosa si è visto? Che di agricoltura se ne parla sempre più, ma le difficoltà degli imprenditori sono sempre di più. Dobbiamo far sì che ci sia reddito per gli agricoltori. Il rapporto con l'Europa? Il rapporto con l'Europa, noi siamo agricoltori europei, dobbiamo credere nell'Europa, dobbiamo far sì che possa essere costruita una nuova politica agricola comune in grado di dare una direzione agli agricoltori negli anni a venire. È intanto un'iniziativa molto importante alla quale chiaramente non potevo non essere presente, l'occasione per fare il punto sulle tante cose fatte, sulle criticità e sulle tante cose che restano da fare, ma lasciatemi rivendicare con orgoglio un lavoro importante che il governo della regione in questi 2 anni si è messo in campo, oltre 30 bandi, oltre 500 milioni di euro appunto messi a bando, un lavoro straordinario sulle misure a superficie. Eravamo regione fanalino di coda, i nostri agricoltori aspettavano somme datate 2016-2015, abbiamo fatto un lavoro immenso, siamo diventati la prima regione in Italia l'anno scorso per le erogazioni appunto in agricoltura, siamo arrivati addirittura a pagare gli anticipi del 2019, quindi risorse vere, denaro contante che è giunto nelle tasche di molti nostri imprenditori che quindi con noi continuano ad avere un rapporto di dialogo e di interlocuzione costante. Anche la crisi chiaramente mette del proprio, non a caso abbiamo chiesto e ottenuto intanto da un importante istituto di credito siciliano, Unicredit, la sospensione di rate mutui, cambiali agrari nei territori colpiti dal maltempo e dalla crisi economica. Ci aspettiamo che tutti gli istituti di credito siciliani si associno a questa iniziativa che ha visto ascoltate le nostre richieste da parte appunto della sensibile Unicredit, e che in questo modo si possano alleviare le sofferenze per consentire a tante aziende di stare sul mercato e di ripartire forte anche di tutte le risorse che stiamo sbloccando, che gli consentiranno sempre di più di affermarsi nei mercati, in un mercato che è globale e che non fa sconti a nessuno. Oggi siamo qui per confrontarci con le istituzioni regionali e la cosa importante è la presenza dell'intero governo nazionale di Confagricoltura, con il nostro presidente Giansanti, il direttore generale, il direttore dell'organizzativo, quindi questa è una dimostrazione di forza e anche di onore di Confagricoltura Agrigento, perché Confagricoltura è economia agricola in questo territorio e vogliamo capire qual è la strada che dobbiamo percorrere e quella che intende l'istituzione regionale proporci. Certo, sono tempi difficili, ma sicuramente li sapremo risolvere. Ecco, il futuro dell'agricoltura misto fra criticità e positività qual è? Ma il futuro dell'agricoltura è che gli imprenditori si alzano la mattina alle 6 a prescindere dalle istituzioni, al netto del PSR dico sempre. Però le politiche comunitarie servono per agevolare, per aiutare, per controllare pure le attività
che vengono fatte su questo territorio. Lei consideri che noi siamo degli ottimi agricoltori e produciamo eccellenze. Di contro, ai noi, le nostre eccellenze poi devono combattere sui mercati con prodotti sconosciuti e non controllati. Ecco dove sta la politica che deve darci a noi tanta fiducia e ci deve dare tanto aiuto, controllare i mercati e agevolare la politica comunitaria su questo territorio.